Sono passati 666 giorni dalla richiesta di autonomia fatta attraverso un regolare referendum dalla regione Veneto a cui si è accodata la Lombardia. Non ci sarebbe nulla di satanico in questo, ma solo una legalissima richiesta prevista dalla Costituzione. Ma questo numero 666, il simbolo per eccellenza della bestia, che poi è l'uomo, Apocalisse 13:18, ricorre nella giornata odierna come un simbolo. 666, the number of the beast. Chi è Satana? Chi ha scatenato la maledizione contro l'autonomia richiesta da milioni di veneti? Purtroppo la sua figura non ha le fattezze di un diavolo hollywoodiano, tipo vi presento Joe Black, ossia Brad Pitt. No, da noi più che altro al volto di un Di Maio, di un Toninelli, manco Cinecittà purtroppo, solo una soap opera che di satanico avrebbe molto poco, se non la pervicacia. Così alla fine siamo arrivati a 666. Ma purtroppo anche questa non è proprio la fine, non è l'Apocalisse. Arriveremo a 747, lontani come la rotta di un jumbo jet, e anche a 883, smarmittati solo come una vecchia Harley Safari. Ma per l'autonomia, quella ci sarà sempre un qualche Satana che non la vuole proprio dare, finché prima o poi arriverà l'esorcista per vedere la luce in fondo al tunnel. E alla fine c'è chi ha trasformato la lecita richiesta di un'autonomia in un tunnel satanico, dove per esempio i diavoli centralisti ti portano verso un altrettanto satanico tunnel della burocrazia.